le piace. Cioè il mondo intero allora è la metafora di qualcosa. E l'argomento è Massimo Troisi. Tu dimmi quando, dove sono i tuoi occhi e la tua bocca? Forse in Africa, che importa? Tu dimmi quando, dove sono le tue mani ed il tuo naso, verso un giorno disperato. Ma io ho sete ancora. E qua tra gli ospiti abbiamo Alfredo Cozzolino, ora possiamo dirlo, insomma, amico di infanzia. Da quando, a che età vi siete conosciuti? Andavate a scuola insieme? 5-6 anni, insomma. 5-6 anni. E l'hai accompagnato praticamente per tutta la vita, Sì. si può dire. A lui. E da lì un po' è cambiata totalmente la mia attività letteraria. Dimmi quando, dove sono i tuoi occhi e la tua bocca? Noi oggi diciamo, chi è un Robertino proprio, è un Robertino, al nord dicono è un bamboccione, noi su bamboccione non ci appartiene culturalmente la parola bamboccione, per noi quando uno è figlio di mamma, sta a casa, ingenuo, è un Robertino. Chi è più bravo tra voi due? Lui. Ma credo non esista un discorso. Dimmi quando, dove sono i tuoi occhi e la tua bocca? Allora c'è una frase in un'intervista che trovo bellissima. Lui disse: penso, sogno in napoletano, quando parlo italiano mi sembra di essere falsa. Diciamo un ricordo Ma anche... certamente. Lui è Carlo Conti, io sono la Maria De Filippi. Sì, perché abbiamo alternato un po' il colore Allora, dei capelli. Ah, scusami, la carnagione, dimmi. lei Carlo Conti, lei è Carlo Conti, Lei è Carlo Conti. non ce la vedo proprio. A te Maria De Filippi più Ti si ringrazio. avvicina. Io preferisco essere un campione del Nord Africa piuttosto che mettermi a fare striscione da Sudafrica. Tu dimmi quando, dove sono i tuoi occhi e la tua bocca? Forse in Africa, che importa? Tu dimmi quando, dove sono le tue mani ed il tuo naso, verso un giorno disperato. Ma io ho sete ancora. Proprio che dice così non si può pigliare. Andiamo, va bene. Ma nemmeno a scopa, no? Lo so, è colpa nostra. Arrivederci maestro, grazie, andiamo. Arrivederci maestro, però mamma mia Carmen, tu fatti la